Muore schiacciato dal cancello di una fabbrica, dismessa, 55enne di Palma di Montechiaro. Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica aperto in una strada sterrata. Il piccolo Francesco è salvo, professore delle medie, accusato di violenza sessuale su un'alunna undicenne. Secondo la linea di Schifani, gli assessori regionali devono essere deputati eletti. Ha girato il problema dei grandi esclusi con 13 incarichi esterni da assegnare negli uffici di gabinetto della Presidenza e degli assessori. Il caro bollette mette in crisi anche gli alimenti base, allarme di Coldiretti e riunione dei panificatori. Differenziata al comune di Agrigento, variazioni di calendario, il vetro si butta il venerdì e il sabato il metallo, in arrivo anche isole ecologiche mobili con un operatore. Immigrazione ed integrazione, contrasto al caporalato e affermazione dei diritti, ieri convegno ad Agrigento. Consegnati i premi a Camante e Fillide dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Schiacciato da un pesante cancello è morto al Policlinico di Messina Gaspare Rallo, 55 anni. Era originario di Palma di Montechiaro. Rallo era rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio nella zona industriale di Giammoro, frazione di Pace del Mela nel Messinese. L'incidente è avvenuto all'interno di una fabbrica dismessa dell'ex Asia. A far scattare l'allarme un altro uomo che si trovava in compagnia di Rallo. In base a una prima ricostruzione, il cancello dell'ex opificio, staccatosi dalla guida, ha travolto e schiacciato il 55enne, causandogli un trauma toracico ed altri traumi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto, assieme all'ambulanza del 118, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasferito in fin di vita al Policlinico di Messina. I carabinieri della compagnia di Milazzo dovranno ora chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Oggi sarà sentito l'uomo che si trovava in compagnia della vittima per chiarire cosa ci facessero i due nella fabbrica ormai dismessa. Raccolta differenziata ad Agrigento, si presenta il nuovo servizio, il nuovo calendario. Il vetro non più sabato in cui si getta il metallo, ma venerdì insieme, ognuno nel proprio mastello, alla plastica. Un'altra novità sono le isole ecologiche mobili, sono 6 in tutto e saranno operative dalle 7 alle 11 con la presenza di un operatore che aiuterà a conferire i rifiuti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stamani al comune di Agrigento in sala giunta, dove è stato presentato il servizio Isola Ecologica Diventa Mobile e il nuovo calendario della raccolta differenziata. Presenti il sindaco Franco Miccichè e l'assessore all'ambiente Aurelio Trupia. Il giorno 10 ottobre inizierà, quindi la raccolta differenziata avrà una modifica dettata dalle necessità della piattaforma che raccoglie la plastica. Dobbiamo dividere quindi plastica da metalli, poi verrà spiegato in maniera più dettagliata anche con il dépliant come si dovrà fare. Il venerdì ci sarà quindi la raccolta della plastica e del vetro, che da sabato passa al venerdì, e il sabato ci sarà la raccolta dell'umido e dei metalli. Per quanto riguarda invece l'istituzione delle isole ecologiche mobili, saranno calendarizzate nell'arco della settimana, dal lunedì a sabato, saranno dislocate in varie piazze o vie principali della città, secondo poi un calendario che verrà presentato. Lo scopo è quello di dare la possibilità ai cittadini, nel conferire gli sfalci della potatura, gli ingombranti, e poi anche il secco residuo, gli indumenti e altro, e anche nell'abituare proprio la città, in previsione del nuovo contratto, a conferire nelle isole ecologiche per ridurre ulteriormente il porta a porta. E c'è difficoltà per la polizia della città perché il contratto che noi ci siamo trovati prevede soltanto 15 operatori per lo spazzamento e lo scerbamento, 15 operatori che camminano in coppie, 7 coppie, immaginate voi 7 coppie come devono spazzare, pulire e scerbare Agrigento e i 12 quartieri satelliti, è impossibile. Un nuovo metodo per la raccolta dei rifiuti dal 10 ottobre, una vera rivoluzione, assessore Trupia, ma tutto questo porterà un risparmio pratico per le casse della cittadinanza? Per quanto riguarda il risparmio, già abbiamo il risparmio, nel senso che questo servizio che partirà dal 10 non ha costi aggiuntivi per i cittadini.
Se produrrà ulteriori risparmi, questo lo vedremo successivamente. In ogni caso l'isola ecologica serve principalmente a poter conferire tutto ciò che ad oggi non viene servito dal porta a porta, per cui la plastica dura, questo lo voglio sottolineare, che riguardano i secchi che abbiamo a casa, le cassette di plastica, gli ingombranti, gli sfalci, il toner, i piccoli RAEE, e quindi diciamo diamo la possibilità ai cittadini di poter conferire queste frazioni di rifiuti che fino a poco tempo fa venivano conferiti in maniera così indiscriminata al fondacazzo, e quindi diciamo con la chiusura di questo servizio si era creato questo problema all'interno della nostra città. Tra i cambiamenti anche quella della plastica che andrà separata dai metalli, mentre finora era insieme, ora si andrà divisi. Come mai questa modifica? Sì, questa modifica per certi versi è una modifica obbligata, perché noi, appartenendo alla SRR 4, che è l'organismo che ci indica dove andare a conferire le frazioni dei rifiuti, alla zona industriale hanno aperto diciamo, lo stabilimento della Corepla, e lì possiamo conferire solo plastica, per cui questa divisione tra plastica e metalli diventa obbligatoria. Utilizzeremo lo stesso mastello, quello giallo, perché ad evitare che diciamo, accumuliamo ulteriori mastelli a casa. Il servizio che fa la SEAP di ritiro a domicilio degli ingombranti continuerà sempre o sarà tolto? No, quello continuerà sempre, quello che abbiamo messo nell'isola ecologica è in aggiunta, visto e considerato i tempi che ci sono per quanto riguarda il ritiro degli ingombranti. Ecco, anche i vigili urbani diciamo, controlleranno il modo di conferire? Sì, i vigili urbani diciamo, all'inizio cercheremo di far sì che siano presenti anche i vigili, quindi per evitare che ci siano dei conferimenti non conformi. I carabinieri di Trapani hanno trovato un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica in una stradina sterrata a Paceco nel Trapanese vicino a una scuola elementare. I militari sono stati allertati da una telefonata e hanno avviato una pattuglia sul posto. Il bimbo era vivo. Avvisato il 118 è stato trasportato in ospedale, non si trova in pericolo di vita. Il piccolo era stato lasciato lungo una strada di campagna privata. A trovarlo è stato il proprietario dell'area, un contadino che stava andando a lavorare nel suo terreno, e ha poi chiamato i carabinieri. La zona non è trafficata, il ritrovamento è stato del tutto casuale. Il neonato, al quale è stato tagliato il cordone ombelicale, era in un sacchetto di plastica aperto. I carabinieri e i medici hanno voluto chiamarlo Francesco, come il carabiniere che lo ha preso in braccio per primo. Si indaga per risalire alla madre, anche visionando le telecamere della zona. Un insegnante di scuola media è stato arrestato a Caltanissetta per violenza sessuale nei confronti di un'alunna di 11 anni. La bambina aveva parlato con la sua professoressa degli abusi subiti. Aveva raccontato di quel professore che l'aveva palpeggiata. La prof a sua volta aveva riferito tutto alla vicepreside, ma il racconto non è bastato a far scattare la denuncia. Così la bambina si è rivolta ai genitori. È scattata l'indagine della squadra mobile e dopo i riscontri della polizia il professore 62enne è finito agli arresti domiciliari. La vicepreside, che non aveva ritenuto esistessero le ragioni per intervenire, rischia adesso un provvedimento penale per omessa denuncia. Gli insegnanti sono infatti pubblici ufficiali, dunque obbligati a denunciare reati per i quali si procede d'ufficio. In base a quanto emerso dalle indagini della squadra mobile, il professore avrebbe abusato della bambina palpeggiandola. I compagni dell'alunna hanno riferito di altri comportamenti inopportuni e frasi inadeguate pronunciate dal docente in classe, spiega la polizia. Le violenze risalgono a un periodo che va dall'autunno all'aprile scorso. Il GIP di Caltanissetta ha sentito la ragazzina in un incidente probatorio, una sorta di anticipazione del processo. La vittima ha confermato tutto e il giudice ha ritenuto attendibile il suo racconto, da qui il provvedimento cautelare per il professore.
Gli assessori regionali saranno politici eletti. Questa è la linea del presidente Renato Schifani, che non piace a Forza Italia, né a Fratelli d'Italia, né alla Lega. Ma arriva la contromossa. L'ex governo Musumeci, nell'ultima riunione di giunta prima del cambio di guardia a Palazzo d'Orleans, sblocca gli incarichi esterni negli uffici di gabinetto della presidenza della regione e degli assessorati, congelati dal 2012. I dettagli nel servizio. Alla Regione in arrivo la carica degli esterni negli assessorati. La Giunta sblocca gli incarichi. L'ex governo Musumeci dà un via libera che garantirà al nuovo esecutivo di centrodestra guidato da Renato Schifani altre 13 poltrone di sottogoverno dove piazzare i fedelissimi. Così nell'ultima riunione di giunta, prima del cambio di guardia a Palazzo d'Orleans, il governo Musumeci sblocca gli incarichi esterni negli uffici di gabinetto della presidenza della regione e degli assessorati, congelati dal 2012. E se da un lato arriva il via libera agli esterni, sembra invece tenere la linea secondo cui gli assessori saranno politici eletti e competenti della materia. Questa è la linea di Renato Schifani, ribadita nel corso dell'incontro di ieri con il gruppo di Forza Italia all'Ars. Alla riunione interlocutori hanno preso parte i deputati eletti, compreso Tommaso Calderone, contestualmente eletto alla Camera dei Deputati, e Margherita La Roccaruvolo, in videocall perché fuori Palermo. Il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè e il deputato nazionale Giorgio Mulè. Tra gli azzurri c'era anche l'ex assessore Bernadette Grasso, prima dei non eletti nella lista di Messina, pronta a subentrare a Sala d'Ercole al posto di Tommaso Calderone. Non c'era invece Francesco Cascio, che vive una situazione analoga a Palermo come primo dei non eletti. Il volto storico dei berlusconiani palermitani farebbe il suo ingresso all'Ars in caso di rinuncia dello scranno da parte del coordinatore Gianfranco Miccichè. Al netto dei rumors che danno l'ex presidente dell'Ars con le valigie in mano pronto a staccare il biglietto per Roma, il fatto fa comunque pensare, c'è chi è pronto a scommettere che, considerando i tempi da legge, l'ex presidente dell'Ars rimarrà a Palermo fino all'ultimo giorno utile. Nel corso dell'incontro Schifani, pur ascoltando tutti gli interlocutori, non ha fatto passi indietro sui criteri da utilizzare nella scelta degli assessori. L'orientamento di massima è di assegnare 3 assessori a Forza Italia e 3 a Fratelli d'Italia. Miccichè dal canto suo avrebbe tentato di far valere il criterio della scelta di scuderia, privilegiando i big azzurri, a prescindere dal fatto che siano o meno eletti all'Ars. E proseguendo le consultazioni tra le forze politiche di centrodestra per la formazione del nuovo governo, l'ex presidente del Senato ha incontrato i 13 neodeputati regionali di Fratelli d'Italia insieme ai coordinatori regionali Salvo Pugliese e Giampiero Cannella. Il partito della Meloni ha ribadito la richiesta di avere 4 assessori, uno dei quali con l'incarico di vicepresidente della regione più la presidenza dell'Assemblea regionale, inseguita però anche dal Movimento per l'Autonomia, che ha candidato Roberto Di Mauro. L'accordo su Schifani, siglato da Ignazio La Russa, avrebbe previsto tale contropartita come effetto della rinuncia di Nello Musumeci alla possibilità di correre per il secondo mandato a Palazzo d'Orleans. Schifani si è riservato una valutazione, inducendo a intendere che la presenza di un numero maggiore di gruppi parlamentari rispetto alla scorsa legislatura potrebbe costringerlo ad alcune revisioni. Il no ad assessori non deputati impedisce in Fratelli d'Italia di assegnare un assessorato ad esempio a Ruggero Razzo o alla moglie Elena Pagana, che l'ala Musumeci vorrebbe rilanciare. Anche la Lega è impegnata nel pressing affinché i big non eletti abbiano uno spazio istituzionale, come per esempio nel caso di Carmelo Pullara. L'indice della criminalità nelle grandi città, la classifica del Sole 24 Ore. Vediamo. Tra le 107 province italiane, nell'indice della criminalità 20-22 del Sole 24 Ore, quella di Catania è la prima siciliana, al 26° posto. Si può dire quindi che Catania è la città più insicura dell'isola. La città etnea si conferma il territorio isolano con più furti rilevati ogni 100.000 abitanti. 12° posto a livello nazionale e la prima città siciliana per furti di autovetture, quinta a livello nazionale. È sempre la prima nell'isola per furti di motociclo, 7° posto in Italia. La prima per furti su auto in sosta, 7° posto. E negli esercizi commerciali, 50° posto. La città metropolitana è prima in Sicilia anche per rapine in banca, 3° posto a livello nazionale, seconda. Per estorsioni dopo Palermo,
19ª e 9° posto nazionali. La geografia dei reati 2021, fornita anche quest'anno dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, segna comunque un calo generalizzato dei reati denunciati, sebbene ci sia stata una minima ripresa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negli ultimi 12 mesi, infatti, le denunce di reato totali in tutta la provincia atnea sono state 37.597 contro le 36.494 del 2021, ma nel periodo pre-pandemia i numeri erano ben diversi. Nel 2020 erano state 43.319, 42.748 nel 2019 e oltre 43.000 nel 2018. Analizzando i dati sul portale Lab24, che riporta anche lo storico fino al 2018, ma soprattutto conoscendo il territorio e le sue dinamiche, il quadro che ne deriva è sconsolante. Tra i reati più odiosi sia per i cittadini che per i tanti turisti che ancora affollano città e provincia ci sono i furti e le rapine. Le denunce per furto finora nel 2022 sono state di 17.447, di cui 278 per furti con strappo, 640 per furti con destrezza, 2.417 le denunce per furti su auto in sosta, 4.593 per furti di autovetture, 219 quelli di ciclomotori, 842 per motocicli. Sono 192 finora le denunce per rapine in pubblica via, 355 per rapine generiche, 7 per rapine in banche, 1035 per i furti in abitazione. Dando però uno sguardo alla classifica a livello regionale, emergono poi una serie di curiosità. Enna, per esempio, sostituisce Caltanissetta in cima alla classifica degli omicidi volontari, mentre Ragusa veste la maglia nera per usura. Palermo doppia Catania per denunce per associazione di tipo mafioso, ma d'altronde fino a ieri la relazione della DIA ha sottolineato come Cosa Nostra si è sempre contraddistinta nell'abilità di confondersi nel tessuto economico-legale, in quello imprenditoriale e nelle dinamiche della gestione locale della cosa pubblica. Nella classifica elaborata dal Sole 24 Ore, che, come ribadiamo, calcola il numero di denunce ogni 100.000 abitanti, sono comunque le grandi città italiane a fare la parte del leone. Il Catania, anche se prima in Sicilia, come detto, è solo al 26° posto. A livello nazionale, seguita da Siracusa, 28° posto, Palermo, 31°, Trapani, 39°, Caltanissetta, 53°, Messina, 73°, Ragusa, 81°, Agrigento, 88° ed Enna al 97° posto. La Guardia di Finanza di Messina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 persone sottoposte a indagine a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa, spiegano i finanzieri, trova la sua genesi nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, le quali, sottoposte a rigoroso vaglio delle indagini di polizia giudiziaria, hanno permesso di fare piena luce sull'attuale operatività di un articolato gruppo criminale vicino a strutture ambienti di criminalità organizzata, anche di matrice mafiosa, da tempo operante tra le province di Catania e Messina, sistematicamente dedito all'approvvigionamento e successiva commercializzazione di considerevoli partite di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina. È emerso che anche durante la vigenza delle restrizioni dovute alle emergenze epidemiologiche nel periodo del lockdown risultasse tra i più agguerriti e rodati tra quelli operanti nella fascia ionica della provincia messinese. Sono sempre più preoccupati i panificatori a causa del caro bollette. Chi non ha già chiuso la propria attività sta pensando di farlo. Si tratta di altre vittime della crisi economica in atto, costrette a fronteggiare un aumento esponenziale dei costi dell'energia elettrica, ma non solo. I panificatori palermitani sono alla ricerca di soluzioni, non vogliono chiudere ma non vogliono licenziare i propri dipendenti. Ma cosa fare? Intanto si sono riuniti per un momento di confronto allo storico panificio Quartararo. Vediamo.
la situazione di oggi è insostenibile. Il caro bollette ci metterà in ginocchio. Chi prima e chi dopo ci metterà in ginocchio, perché oggi ha già messo in ginocchio quelli che abbiamo il mercato libero. Domani, fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi, fra 4 mesi, metterà in ginocchio quelli che hanno avuto la fortuna di avere bloccato la tariffa per 1 anno, per 12 mesi, per 6 mesi, quelli che sono. Ma fra 3 mesi saremo tutti nella stessa barca. Andare a rateizzare le bollette. Sì, il primo mese paghi su 40.000 euro, ne paghi 10.000. Il secondo mese a 13.000, il terzo mese a 13.000, al terzo mese ti ritrovi a dover ripagare la bolletta per intera, 40.000 euro. Non abbiamo concluso niente con la rateizzazione. Per intanto ci vuole una moratoria che blocchi le bollette. Il tempo che il governo nazionale si insedia, perché lo sappiamo che per adesso abbiamo anche questo problema che c'è, che si deve formare il nuovo governo. Ma noi non possiamo aspettare 1 mese, 2 mesi che si insedia il governo. Tra 2 mesi ci sarà una carneficina, ci sarà uno tsunami, ci saranno tante attività che chiudono, tante persone che perdono il posto di lavoro. Ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo trovare delle soluzioni. Qual è la sua richiesta? Quali sono le vostre richieste? Le nostre richieste sono abbattimento dell'IVA, credito d'imposta al 50%, la moratoria che ci permette di bloccare le bollette senza andare in morosità, senza che ci tagliano la luce. La cassa integrazione in deroga, perché chi vuole scegliere di chiudere la propria attività e mettere i propri dipendenti in cassa integrazione lo deve poter fare, perché non ci possiamo fare carico con la cassa integrazione ordinaria, fare carico del costo dei dipendenti, perché anziché pagare i dipendenti paghiamo la bolletta, non è cambiato nulla. Come intendete muoversi? Intendiamo muoverci come si sono mossi tutti gli altri nostri colleghi in tutta Italia, organizzando una manifestazione a Piazza Pretoria a Palermo. Perché a Piazza Pretoria? Perché la casa del sindaco, il primo cittadino, è lui che ci rappresenta. Per me la città la rappresenta il primo cittadino, e il primo cittadino per me è il sindaco. Il sindaco si faccia portavoce dei nostri problemi, assieme al presidente della regione. Anche se la regione è a statuto speciale e ha i poteri per potersi anche staccare dall'Italia. Dico, ma noi questo non lo vogliamo, perché dobbiamo essere uniti? Perché l'unione fa la forza. Nella parte occidentale dell'isola siciliana si rischia di non raccogliere le olive perché ai costi fortemente aumentati della molitura si somma l'incertezza del prezzo che non è ancora definito, ma stante le prime indicazioni sarebbe decisamente basso. A tutto ciò si aggiunge il fatto che il piccolo vantaggio competitivo della Sicilia, dovuto all'anticipo della produzione rispetto al resto d'Italia, in questo modo viene eroso e quindi il mercato si unifica anche deprezzando il prodotto regionale di altissima qualità. È l'allarme lanciato da Coldiretti Sicilia, che sottolinea come nelle province di Agrigento, Trapani e Palermo la situazione sta diventando insostenibile. Per questo è stato richiesto un incontro urgente ai prefetti delle 3 città. Sulla produzione olivicola, che nell'isola riguarda oltre 160.000 ettari, si gioca il futuro economico di intere aree, sottolinea Coldiretti Sicilia. La produzione olearia di eccellenza, che riguarda anche le DOP, raggiunge l'Europa e quindi la crisi investe non solo il settore agricolo ma tutto l'indotto. Questo rileva ancora Coldiretti Sicilia, rende la situazione preoccupante e ciò si va ad aggiungere alle difficoltà del reperimento della manodopera. Ai prefetti, conclude l'organizzazione agricola, saranno illustrati anche gli interventi richiesti che riguardano prima di tutto la definizione del prezzo di vendita in modo da evitare speculazioni. Solo poche settimane addietro l'associazione di categoria esaminava il già drammatico momento che potrebbe adesso compromettere la produzione olivicola. Con il crollo della produzione nazionale di olive, le famiglie del bel paese, sosteneva infatti Coldiretti, dovranno dire addio a quasi una bottiglia su 3 di olio extravergine made in Italy,
mentre l'esplosione dei costi mette in ginocchio le aziende agricole e con l'inflazione generata dal conflitto volano sugli scaffali i prezzi al dettaglio. Questo emergeva sull'esclusivo report 2022, la guerra dell'olio, Made in Italy di Coldiretti e Unaprol, diffuso in occasione dell'avvio lungo la penisola della raccolta delle olive targata 2022-2023, in un anno profondamente segnato però dai cambiamenti climatici e dai rincari di energia e materie prime che pesano, e non di poco, su aziende ma soprattutto famiglie, con l'esplosione dei costi aumentati in media del 50% nelle aziende olivicole, evidenziavano appunto Coldiretti e Unaprol, quasi 1 su 10, il 9%, cioè lavora in perdita ed è a rischio chiusura. Olivicoltori e frantoiani sono costretti a fronteggiare l'incremento dell'elettricità, i cui costi sono quintuplicati, diffondere la cultura dell'olio extravergine di oliva fra i turisti e i consumatori e supportare la crescita continua della filiera dell'olio in Italia e all'estero è l'obiettivo di Coldiretti. Il consiglio di Coldiretti è una prol per sostenere le aziende italiane e non cadere nell'inganno del falso Made in Italy, e comunque quello di scegliere verificando attentamente l'etichetta. La scritta, precisano, Coldiretti è una prol prioritaria, ma riportata in caratteri molto piccoli posti dietro la bottiglia e in molti casi in una posizione sull'etichetta che la rende difficilmente visibile, tanto che i consumatori dovrebbero fare la spesa con la lente di ingrandimento per poter scegliere consapevolmente il tipo di olio da consumare. Occorre intervenire per salvare un patrimonio unico del paese, con 250 milioni di piante che tutelano l'ambiente e la biodiversità, ma anche un sistema economico che vale oltre 3 miliardi di euro grazie al lavoro di un sistema di 400.000 imprese tra aziende agricole, frantoi e industrie di trasformazione che producono un alimento importante per la salute e che non deve mancare sulle tavole degli italiani. Timbravano il badge d'entrata e poi si assentavano dal luogo di lavoro svolgendo attività di natura personale, percependo indebitamente lo stipendio. Lo affermano i carabinieri che stamattina hanno applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Repubblica Messina nei confronti di 6 dipendenti del comune di Santa Domenica Vittoria, addetti allo svolgimento di mansioni d'ufficio, alla manutenzione di impianti comunali e del verde pubblico. In particolare, dipendenti comunali dall'ottobre 2021 al marzo 2022 sono stati notati fare compere in vari esercizi commerciali, rientrare nelle loro abitazioni dove rimanevano per lunghi periodi di tempo e recarsi nei fondi agricoli di loro proprietà o rimanere in auto a dormire, spiegano gli investigatori. Il contrasto del caporalato in agricoltura e l'affermazione dei diritti dei lavoratori stranieri sono i temi affrontati ad Agrigento nella sede della Fondazione Mondo Altro, presentate le attività dell'Ufficio Speciale Immigrazione del Polo Sociale Integrato di Agrigento, gestito dall'Associazione Culturale Aquarinto. L'iniziativa fa parte del ciclo di eventi della campagna di informazione e sensibilizzazione Diritti negli occhi, promossa dalla Regione Siciliana all'interno del programma Supreme Italia. Arturo Cantella. Ecco, oggi Supreme qua ad Agrigento per fare il punto un po' della situazione. Eh sì, questa è la tappa che ci vede ad Agrigento dopo aver visitato tutti i capoluoghi di provincia. Saremo come ultime tappe a Palermo il 13 agosto in occasione del Festival della Letteratura ai Migranti e poi in ultimo a Messina. Agrigento, siamo qui qualche giorno fa, una serie di arresti che portano alla ribalta il fenomeno del caporalato in tutta la sua drammaticità e quindi cogliamo l'occasione per questo dibattito incontrando le istituzioni, incontrando tutti gli stakeholders, tutti gli attori protagonisti a vario titolo nel contrastare questo fenomeno. Supreme ha finanziato, oltre a questa attività di comunicazione, tante altre attività
il supporto e l'aiuto al trasporto, quello sanitario, rispetto agli insediamenti informali che sono presenti nella nostra regione. In queste ore si sta riempendo il campo informale di Fontane d'Oro con i lavoratori stagionali della raccolta delle olive. Qui la raccolta delle arance attira tanti lavoratori stagionali che finiscono spesso appunto nella rete dello sfruttamento lavorativo. Sicuramente uno degli aspetti fondamentali è quello di dare dignità a questi lavoratori che reggono anche la nostra economia agricola, già martoriata in tutti i sensi, sia dal basso prezzo che spuntano i loro prodotti, dalla pressione fiscale, ma questo non giustifica il fatto che i lavoratori o stranieri o italiani possano essere sfruttati. Quindi questo percorso che noi speriamo di portare avanti anche con la futura programmazione sia comunitaria che in altro modo nazionale non ci fermerà a Supreme, e speriamo di tornare anche ad Agrigento con nuove progettualità. Ecco, parliamo di questa iniziativa Supreme, cui Aquarinto è partner insieme alla Regione Siciliana con uno sportello qui ad Agrigento. Ecco, possiamo fare un consuntivo della vostra attività? Lo Stato italiano nel 2016 si è dotato di una legge che ha introdotto il reato dello sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento all'agricoltura. Sulla scorta di questa legge sono state emanate delle linee guida che appunto tendono di rendere un approccio organico a questo fenomeno. Questo significa creare un sistema di servizi integrato e coordinato, cercare di individuare il potenziale soggetto vittima di sfruttamento e dargli quegli strumenti per cercare di ridare dignità a questo soggetto. Strumenti che poi possono essere appunto l'accesso ad un lavoro regolare, l'accesso all'abitazione e l'accesso ai servizi. Diciamo che con il progetto Supreme, che è attivo per la Regione Siciliana da circa 2 anni, che da circa 1 anno la Regione Siciliana in tutte le 9 province ha attivato il polo informativo sullo sfruttamento lavorativo con particolare riferimento all'agricoltura. Anche ad Agrigento nel gennaio del 2022 è stato istituito questo polo che lavora tutti i giorni della settimana e che è sito appunto nel centro urbano, nella via Gioieni numero 3, proprio a Porta di Ponte. È stata svolta un'attività durante questo anno molto intensa che non ha coinvolto soltanto il comune di Agrigento, ma anche gran parte dei comuni della provincia di Agrigento, dove diciamo, maggiormente ci sono queste attività agricole, dove si registrano anche nel nostro territorio fenomeni di sfruttamento. Sappiamo tutti quali sono le condizioni e come avviene questo procedimento di reclutamento delle persone, non soltanto straniere per forza, per andare a lavorare nei campi, spesso o pagati o sottopagati o pagati in maniera irregolare e appunto anche lavorando in condizioni igieniche e senza norme di sicurezza. Cosa fare? Occorre effettivamente creare una rete che consenta di da un lato informare gli stessi lavoratori, e questo è un compito che lo sportello unico tramite i suoi servizi specialistici, perché all'interno dello sportello si possono appunto trovare psicologi, assistenti sociali, soprattutto legali, orientatori e mediatori culturali, che sono ovviamente fondamentali per l'approccio a questo contesto,
Poi evidentemente occorre fare tutte delle azioni coordinate ovviamente con gli enti e le istituzioni preposte per fare in modo, e anche con i datori di lavoro, con le confederazioni sindacali e datoriali, appunto creare delle sinergie e degli strumenti condivisi per rendere il fenomeno veramente e ridurlo, perché annientarlo è veramente dura. È un fenomeno che non è solo della provincia di Agrigento, non è solo della regione siciliana, ma è un fenomeno diffuso in tutto il territorio nazionale. Succede in Piemonte, succede in Valle d'Aosta, succede ovunque, succede in Puglia, come sappiamo. Per cui ecco, se si trova, bisogna trovare una ricetta ed una soluzione condivisa e attuarla, e sperare appunto di tentare di ridurre al massimo e dare dignità più che altro ai tanti lavoratori stranieri che vengono sfruttati indegnamente dai nostri imprenditori agricoli. Lo spazio Temenos di Agrigento ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna del premio Acamante Fillide ad alcuni personaggi che si sono particolarmente distinti nel proprio ambito lavorativo e culturale. Ad organizzarlo, diventando da 3 anni un appuntamento fisso, è l'Accademia Belle Arti Michelangelo, diretta da Alfredo Prado. Arturo Cantella. Al via la terza edizione dell'Acamante Fillide presso lo spazio Temenos in piazzetta San Pietro, organizzato dall'Arti Michelangelo. I premi sono stati consegnati: premio speciale Nicolò Valle a Don Angelo Chillura, direttore della Biblioteca Lucchesiana, al professor Leonardo Bianchi, docente universitario, al dottor Settimio Biondi, storico, al professor Salvatore Bitondi, regista teatrale, al professor Placido Calì, scultore, al professore Vincenzo Gennaro, scultore, al dottor Luca Masi, attore, al professor Carmelo Montagna, archeologo, al dottoressa Dorotea Roeder, esperta in learning, professore Cataldo Salerno, presidente dell'Università Core di Enna, al dottore Salvatore Todolo, cardiochirurgo, alla dottoressa Teresa Zegarria, giornalista del settore moda. L'iniziativa è stata presentata da Elisa Cusumano. È importante che la città di Agrigento riesca a realizzare delle attività e degli eventi di alto livello, non quelli, diciamo, tra virgolette parrocchiali che si usano fare. Questo è un evento internazionale con persone che vengono non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Speriamo l'anno prossimo di farlo nel periodo proprio della festa del Mando, della fioritura del mandorlo in fiore. Io sono schifo nel ricevere o nel candidarmi a qualsiasi tipo di premio, però lo accetto perché proviene dalla mia città e da una istituzione di cui si sentiva la mancanza. Non so neanche a quale titolo io venga premiato, probabilmente per la mia normalità, ma se per questo credo che sia il migliore premio che ricevo io anche come parametro per gli altri, un invito alla normalità. Io sono stato un cittadino, se volete uno studioso normale e molto schivo, molto riservato. Ricevo quindi il premio e lo rimando alla città con l'augurio che la città possa seguire, se vorrà, le mie orme o le orme anche degli altri candidati che certamente avranno fatto anche loro qualche cosa per la nostra città. È un momento di crescita per Agrigento e quindi accetto il premio con questo spirito. Io ho partecipato anche a precedenti eventi e posso dire che sta crescendo di volta in volta, è un premio che merita l'attenzione ormai della comunità internazionale e ritengo che l'Accademia di Belle Arti veramente sta investendo nella internalizzazione. Ecco, un premio importante oggi qui a Acamante Fillide 2022 organizzato dall'Accademia Belle Arti Michelangelo, anche per quello che lei rappresenta all'Università Core, un'eccellenza, diciamo, del mondo accademico siciliano. Lo considero un premio non a me ma all'università. Io sono qui nella veste di presidente dell'Università Core di Enna e rappresento questa realtà che
ha peraltro con Agrigento legami forti, solidi, e penso che questa sia un'ulteriore dimostrazione di questo rapporto positivo e costruttivo. Un'università che negli anni è diventata un punto di riferimento per la Sicilia? Beh, è nata come quarta università della Sicilia dopo 200 anni dalla terza e certamente dimostra che in Sicilia si può operare, si può fare qualcosa di positivo, di molto positivo per la nostra terra, anche quando si pensa che non si possa realizzare. In città ad Agrigento e anche in provincia sono tante le realtà culturali che cercano di promuovere questo territorio in tanti modi, in tante maniere. La Biblioteca Lucchesiana cerca di fare la sua parte in collaborazione, in dialogo, in sinergia con tutte le altre realtà. E per me è un piacere questa sera essere qui, è certamente un'iniziativa di grande livello, di grande valore, e questo va a merito della Lucchesiana. Ecco, il vescovo Lucchesipalli, persona illuminata, intelligente, volle donare alla città di Agrigento e agli agrigentini la sua biblioteca personale perché era convinto che la cultura formava buoni cittadini e bravi cristiani, quindi la formazione è fondamentale e quindi questa iniziativa si pone, possiamo dire, sulla scia di quello che il vescovo Lucchesipalli ha voluto realizzare nella città di Agrigento. Beh, un'accademia che si occupa di belle arti non poteva non interessarsi di moda. Io sono moltissimo orgogliosa di ricevere questo premio, anche perché la moda si nutre di arte, di musica, di scultura, è una sfilata senza le altre arti non è niente, quindi la moda è in prima linea con l'arte. Quindi è importante, diffondere anche ciò che sono le tendenze della moda. Chiaramente l'arte ha influito molto nelle tendenze della moda, come la moda ha influito nei vari canoni estetici dei pittori e degli scultori. Sì, sono onorato di essere nella rosa dei premiati, quindi sono grato a chi ha pensato a me. Per le mie ricerche soprattutto, perché io mi occupo di una zona di confine fra l'archeologia, la storia dell'arte antica e la storia dell'architettura, ed è il percorso che ho chiamato Via della Tolos. Questa Via della Tolos è un pezzo di storia dell'architettura che coincide con la tradizione dedalica, che ha almeno 8 secoli di storia in più rispetto a quella greca. Sono ipogei, è una forma di megalitismo che parte dalla costiera agrigentina e arriva fino nell'entroterra. C'è stato un grande archeologo che si chiamava Giacomo Caputo, che ne ha parlato per ultimo nel 65 a un convegno di Cocalos, e lui dice il territorio in cui questa architettura è rintracciabile in questo Evo, che dura circa 1000 anni, va dalla Foce del Platani alle Foci del Salso alla costiera tirrenica, cioè Murapregne per fare un esempio, fino ad Erice, ed è la tradizione di Dedalo in Sicilia che noi abbiamo scordato. Io sono qua per questo. Professor Paolo Genziracusa, oggi un premio speciale che avete fatto quest'anno dedicato a Niccolò Valle. Sì. Allora, l'Accademia di Belle Arti ha ristampato un volume ormai rarissimo che è il Dizionario volgare latino del 1512, compilato da Niccolò Valla, che era un sacerdote di origini agrigentine. Di questo volume abbiamo trovato una copia alla Biblioteca Casanatense a Roma, a Santa Maria sopra Minerva, e l'abbiamo ristampato perché è giusto che gli agrigentini abbiano, conoscenza e coscienza di questa memoria. Dopodiché abbiamo pensato di intitolare un premio a Niccolò Valla, ed ecco che allora abbiamo pensato ad un archivista, ad uno scrittore, a un paleografo, insomma a qualcuno che avesse a che fare col mondo della scrittura, ed ecco la figura di quest'anno, che è quella di un illustre bibliotecario. Cittadinanza onoraria di Palermo a ex questore Renato Cortesio, un tributo di grande valore simbolico a un uomo delle istituzioni. C'è il servizio.
cittadinanza onoraria di questa nuova amministrazione a un servitore dello Stato, a un uomo delle istituzioni, a una persona giusta e per bene qual è Renato Cortese. E sono contento che questa iniziativa dell'amministrazione comunale, voluta non solo da chi vi parla, ma dall'intera giunta, da tanti consiglieri comunali e rappresentanti delle istituzioni, non sia rimasta un'iniziativa delle istituzioni, non sia rimasta un'iniziativa della Casa Comunale, ma questa iniziativa è stata, come dire, caldeggiata, apprezzata da tanti palermitani. Dottore Cortese, palermitano per scelta, oggi è un onore per la nostra amministrazione, è un piacere per tutta la città averlo come cittadino onorario, perché l'impegno per la lotta a ogni forma di criminalità organizzata è stato il tratto distintivo della sua azione. Ha deciso di esplorare e conoscere la città, acquisendo un patrimonio esperienziale che poi gli è stato in qualche modo da stella polare, da indirizzo fondamentale per l'attività, per le azioni della questura stessa e dei suoi uomini. La cosa che in questo momento dalla mia domanda le viene da dire dal cuore. Grazie Palermo, sono veramente felice perché divento parte integrante di questa comunità. Per tanti anni ho dato, penso, il massimo per questo territorio e oggi mi sento realmente cittadino e quindi è una gioia immensa. Vogliamo premiare un investigatore, un uomo dello Stato, un uomo che pur non venendo da Palermo si è dimostrato grande amante della città e di fatto palermitano sin dal primo giorno in cui ha prestato servizio. Grazie dottore Cortese per il suo lavoro, grazie a tutti voi davvero. Il sindaco, manifestando stima e ammirazione per l'impegno profuso nella lotta al fenomeno mafioso e per il contributo di elevato valore civile fornito alla maturazione culturale, societaria e sociale del territorio, conferisce la cittadinanza onoraria della città di Palermo a Renato Cortese, dirigente generale della Polizia di Stato. Palermo, 4 ottobre 2021. Un onore e un grande orgoglio essere parte integrante di questa comunità. Ho capito che bisogna davvero partire da quelli che stanno peggio di noi ed essere per loro un punto di riferimento. Ritorna l'appuntamento Premio Internazionale Donna Fugata con la seconda edizione nella famosa scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro. Vediamo. Sindaco, una ennesima serata da Mille e una notte in questa Palma di Montechiaro estate 2022 che sembra non finire mai. Sì, ormai siamo, abbiamo vissuto un periodo estivo post-pandemico veramente eccezionale, con una Palma che si è aperta di nuovo alla vita, a Marina di Palma, il centro storico, la festa patronale della nostra Madonna, festeggiamenti laici e religiosi, e oggi siamo qui a dare via a un'altra settimana che chiude in un certo qual modo quella che è la stagione estiva, anche se siamo in pieno autunno, ma in realtà la temperatura ancora è rimasta tale. Oggi siamo qui come per il seconda edizione del Premio Internazionale Donna Fugata, con un parterre di artisti e di personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura di assoluto rilievo, un momento importante ancora di più per far conoscere la nostra città nel mondo e a livello nazionale e internazionale. Si continua a lavorare per la nostra città per cercare sempre di più di farla crescere e mostrarla al mondo per quanto è bella. Marcello Giavarini ancora una volta si ricorda della provincia di Agrigento e ha contribuito a questa serata di Palma di Montechiaro con il premio Donna Fugata. Sì, è stata una manifestazione che per me è nuova, però l'amico Belli appunto mi ha invitato questa sera e quindi abbiamo dato un contributo, una mano aiuto nell'organizzazione. Sono convinto che sarà una bellissima serata.
C'è la sensazione che lei proprio sia legatissimo a questo territorio, non soltanto alla zona di Licata, di Palma, diciamo che contribuisce a diverse iniziative un po' in tutta la provincia. Questo amore è sempre così profondo anche se lei abita lontano? Devo dire che con l'iniziativa nata all'Agragas, che mi è rimasta sempre nel cuore, nel 2015... Ora ci arriviamo. Mi sono riavvicinato appunto alla Sicilia, una terra che io mancavo dal 1992 e che vuoi frequentare, poi le origini vengono sempre fuori, ritorno sempre volentieri. C'è qualche rammarico in lei per la vicenda Agragas di come è andata a finire, a distanza di anni? No, forse potevamo fare qualcosa di più, forse anche io avrei dovuto essere un po' meno impulsivo, però quello che abbiamo fatto sono stati 2 campionati di eccellenza. Ecco, ieri ho visto la partita Licata-Catania, mi dispiace per il Licata, però noi al Catania l'abbiamo battuto 3 volte e quando io ricordo questo devo dire che i soldi che abbiamo speso nell'Agragas sono stati benedetti. Ecco, il calcio lei lo segue, anche il Licata come l'Agragas fanno però fatica a venirne fuori. Secondo lei perché, dopo l'esperienza proprio acquisita qui a Agrigento con l'Agragas, perché si fa fatica a uscire fuori da questi campionati che sono molto secondari? Ma il problema è un po' più atavico, cioè ormai nel calcio diciamo, le leghe danno pochi soldi non ci sono e quindi i presidenti devono rimpinguare le casse e adesso con la crisi del Covid, la crisi adesso del gas, cioè diventa sempre più difficile trovare presidenti che mettono dei soldi, quindi questo è il problema. Lei parlava proprio della crisi derivante dal caro bollette, ecco, come pensa che andrà a finire questa situazione? Lei che comunque è un imprenditore di successo. Ma guarda, non a caso noi abbiamo una compagnia energetica a Milano, una delle mie attività, quindi adesso siamo proprio all'interno del problema. Andrà a finire che poi tutto si risolverà, però è giusto la strada che sta percorrendo l'Italia, la Comunità Europea, di rendersi autonomi dalla Russia, cioè non può la Russia ricattarci col gas, perché se i prezzi sono cresciuti è grazie all'embargo che ci ha fatto Putin con il gas e quindi sono arrivati i prezzi a 400 euro a megawattora. Mi sembra di capire che lei tutto sommato rimane ottimista. Sì, ma no, guerre ce ne sono state. Ci saranno sicuramente nel futuro, però la vita, il ritornare alla normalità verrà sempre fuori. La nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento è composta da 10 spettacoli, avrà inizio a novembre 2022 per terminare a maggio 2023. Arturo Cantella. Presidente, quali le novità, se ci può anticipare qualcosa relativamente alla prossima stagione del Teatro Pirandello? Ma intanto è agli sgoccioli la campagna di rinnovo degli abbonamenti dei vecchi abbonati per esercitare il loro diritto di prelazione ed è andata molto bene, arrivano già nuovi abbonati, da questo momento in poi verranno messi a loro disposizione tutti i posti liberi in teatro, registriamo un grandissimo entusiasmo per una stagione che come sapete inizierà il 12 novembre, quindi ormai siamo proprio a ridosso dell'inizio e inizierà in pompa magna, come sapete, con uno spettacolo a cui siamo particolarmente legati, una storia tutta agrigentina, figlia di agrigentini, alla regia di Michele Guardie, sto parlando del caso Tandoi. Abbiamo tante belle novità che per fortuna stanno suscitando grande interesse e grande entusiasmo da parte degli utenti, vecchi e grazie a Dio anche tanti nuovi, per cui insomma ci sono belle prospettive in arrivo. Come sapete abbiamo anche fuori cartellone delle manifestazioni, degli eventi di grandissimo rilievo. Il 18 novembre avremo Claudio Baglioni, il 10 dicembre Fabio Concato e altre novità in arrivo, però non mettiamo troppa carne sul fuoco, ve le diremo a tempo debito. Quindi chi si vuole abbonare, nuovi abbonamenti, cosa deve aspettare? Gli abbonamenti adesso, come sapete, è attiva la biglietteria online e quindi molto comodamente l'abbonamento si può fare direttamente da casa, altrimenti recarsi al botteghino del teatro nei soliti giorni, lunedì, mercoledì e venerdì mattina e martedì e giovedì pomeriggio. Continua la campagna Disseta un randaggio lanciata l'estate scorsa dal Comune di Agrigento in favore degli Amici a Quattro Zampe. Un'azienda immobiliare dona una fornitura di ciotole. Vediamo.
ringrazio la Remax International per aver donato al comune di Agrigento delle ciotole con il loro logo e sono a disposizione dei nostri uffici, basta chiedere, fare richiesta all'assessore Roberta Lala, che verranno distribuite in base proprio alle esigenze di ognuno che richiederà. Un'iniziativa lodevole e spero anzi che altre multinazionali o anche altre associazioni o altre comunque ditte si associano a queste iniziative e che possano contribuire sempre per l'interesse, per la salute dei nostri animali. È un'iniziativa che già il Comune aveva fatto, quello di donare delle ciotole per distetare i randaggi. Non serviranno solo a distetare i randaggi ma anche a sensibilizzare sugli animali. Quindi ringrazio per questa loro donazione e sono contenta che questa campagna Disseto il randaggio possa proseguire. Grazie ancora. Oggi 5 ottobre è il giorno del Global Day di Remax International, è la giornata della solidarietà organizzata fra tutte le agenzie Remax e abbiamo deciso di fare, diciamo, solidarietà omaggiando il comune di Agrigento, dove consegniamo delle ciotole per i cani che hanno bisogno, insomma, che sono esseri viventi e hanno bisogno anche loro di un conforto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.